La pubblicazione delle motivazioni da parte del Tribunale amministrativo sono molto confortanti, nel senso che confermano l'impostazione che è stata data dal Comune e da APS di assegnare tramite bando di gara i lavori per la progettazione della linea SIR 3. È una conferma perché nelle motivazioni si entra nel merito della questione e non solo negli aspetti procedurali, e quindi ecco, questa conferma, diciamo così, ci dà forza e ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta. Ora i progettisti che hanno vinto i bandi di gara guidati da Italfer stanno mettendo a punto le varie ipotesi di percorso della seconda linea del tram, che poi verranno condivise con i residenti di Volta Barozzo. Già a fine gennaio potrebbero iniziare gli incontri tra amministrazione e abitanti del quartiere. Uno dei passaggi è sicuramente quello di andare a identificare il percorso migliore nell'area di Volta Barozzo. Le proposte che sono state messe sul terreno sono diverse e si stanno pesando gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di ciascuna soluzione per poterla poi proporre alla cittadinanza, in modo da tenere conto anche delle aspettative delle persone nella scelta definitiva del percorso.